Al via 3 centri estivi per i minori nella nostra città, grazie a dei finanziamenti regionali ottenuti dall'amministrazione comunale. Tanti ragazzi che hanno così la possibilità, dopo la pausa del lockdown, di poter raffrontarsi, giocare, avere un po' di spensieratezza con i loro coetanei, socializzare alla presenza di tanti operatori qualificati. Stamani ci siamo recati al centro Manu Club, sito al villaggio Mosè, gestito dall'associazione Ollus Saieva, che si occupa anche di assistenza ai disabili, anziani e minori. Questa iniziativa sono costituita dai centri estivi. I centri estivi noi li abbiamo fatti partire e sono finanziati, diciamo, non sono ovviamente con finanziamenti del comune, però siamo riusciti ad avere questo finanziamento, a metterlo a frutto e abbiamo 3 centri estivi che sono già attivi da qualche giorno e dureranno fino alla fine di settembre. Ovviamente se dovessero, speriamo, cominciare le attività scolastiche, le attività dei centri estivi saranno nel pomeriggio. Però è una bellissima iniziativa, io sono voluto venire oggi a vedere proprio quello che avviene in questi centri e sono rimasto molto favorevolmente colpito, perché ci sono un sacco di bambini e di ragazzi che finalmente hanno la possibilità, dopo il periodo di blocco a casa, di esprimersi, di giocare, di socializzare, e sono seguiti molto bene da tanti operatori che li aiutano, li seguono e fanno in modo da poter fare bene questa attività. Quali sono i 3 centri, Assessore? Cosa deve fare una persona, una famiglia per poter usufruire di questi servizi? Allora, i centri sono 3, sono uno, questo dove ci troviamo, che è allocato al Manu Club, cioè al villaggio Mosè, nella zona del mercato ortofrutticolo. Un altro è gestito dalla Coccinella, dalla cooperativa La Coccinella, ed è presso le Suore Salesiane in zona Santa Marta, nel centro storico quindi, e un terzo è in via dei Venti, praticamente presso il villaggio Fatato, ed è gestito da un'altra cooperativa. Ormai, a dire la verità, le iscrizioni sono già chiuse perché sono a numero limitato. Sì. Noi abbiamo fatto, o meglio le associazioni stesse hanno fatto il reclutamento di questi bambini. In totale penso che siano intorno a 200 bambini che stanno partecipando. Se dovesse esserci qualche altro, eventualmente possiamo vedere di chiedere a queste associazioni se c'è la possibilità di inserirli, però insomma i tempi, diciamo, sono già stati dettati da un reclutamento che è già avvenuto. Ecco, parliamo di questo bel posto, le iniziative che fate, cosa fanno i bambini, che tipo di accoglienza, insomma. Allora, noi ci occupiamo principalmente dei servizi di tutta la disabilità, però è ovvio che la nostra attenzione è un po' verso tutti, in particolar modo abbiamo una grande sensibilità per il mondo dell'infanzia in generale, e quindi noi cerchiamo di integrare tutte le forme di iniziative che possiamo fare al fine di poter dare 2 tipi di servizio: da un lato il servizio a tutti i bambini in generale, e dall'altro lato utilizziamo anche tantissime figure professionali, in particolar modo psicologi ed educatori, perché ci teniamo tantissimo che tutti i bambini possano avere un riferimento educativo che sia sano, ludico, e che possano essere preparati alla vita, perché ovviamente investire sull'infanzia significa avere degli ottimi, delle persone adulte che siano integrate e che ovviamente si riducono tutte le varie problematiche sociali. Quindi curiamo molto l'ambito dell'infanzia, e le iniziative di aggregazione sociali ovviamente si prestano come attività naturali. E poi ovviamente noi cerchiamo anche di integrarci sotto il punto di vista delle risorse del territorio, e quindi cerchiamo di trovare le strutture migliori, gli operatori bravi che sanno lavorare o che vogliono lavorare con noi, al fine di potenziare, mettere insieme tutti questi pezzetti e cercare quanto più possibile di dare tanti servizi. Noi abbiamo messo a disposizione la struttura che è il Manu Club, è un posto creato apposta per i bambini, per farli svolgere le loro attività in tutta sicurezza e soprattutto con amore, perché il nostro motto è sempre stato quello di amare questi bambini e farli sentire al sicuro. Abbiamo cercato di dare un tema a questa iniziativa, e proprio per questo abbiamo scelto un tesoro da amare, perché crediamo che ogni bambino in sé è qualcosa di veramente grande, e quindi vogliamo far uscire il meglio che loro possono donare, e nell'amarli vogliamo veramente godere di questi tesori, perché sono veramente fantastici.